L'improvvisazione è la capacità di sedersi al proprio strumento, in questo caso il pianoforte, e di comporre un brano senza l'ausilio, senza l'aiuto di uno spartito o di musica già preparata a memoria. Ci sediamo al pianoforte o al nostro strumento e in maniera creativa, spontanea, ovviamente con delle regole che si possono imparare, riusciamo a comporre una musica al momento. Questa è l'improvvisazione. Ci sono due tipi di grosse categorie per l'improvvisazione. L'improvvisazione con la struttura, che è quella tipica dei jazzisti o dei musicisti folcloristici, dove ci sono degli accordi, una struttura che è comune a tutti i musicisti e all'interno di questi accordi, di questa struttura, si sviluppa l'improvvisazione, che è in quel caso un linguaggio che è comune a tutti. Mentre invece c'è una categoria improvvisativa più complessa e molto più antica, che è l'improvvisazione libera, e significa letteralmente, senza nessun tipo di stimolo, sedersi allo strumento, prendere il proprio strumento e inventare una canzone, una vera canzone, ma al momento. La maggior parte della gente pensa che l'improvvisazione sia solo un'abilità che appartiene e viene sfruttata solamente dai musicisti moderni. Si pensi per esempio al jazz, alle jam session. In realtà l'improvvisazione è una delle pratiche più antiche che esiste in musica, esiste fin da quando esiste la musica fondamentalmente. Anche i grandi del passato, i grandi maestri come Bach, come Chopin, come Rachmaninoff, come Liszt, erano dei grandi maestri anche nell'improvvisazione ed era una pratica che veniva regolarmente insegnata ai propri allievi. A me piace ai miei ragazzi insegnare quest'arte, l'arte dell'improvvisazione, per due motivi principalmente. Uno, perché improvvisare ti mette realmente dentro la musica, a contatto con lo strumento, ti dà la possibilità di vedere che la musica non è qualcosa che è stata scritta da qualcun altro con regole astratte, strane e un po' noiose, ma è qualcosa che puoi fare anche tu. Ci sei dentro fondamentalmente. Oltretutto, da un punto di vista psicologico, saper improvvisare è stato visto che aumenta notevolmente il senso di autoefficacia e quindi ha una finalità anche terapeutica. Il termine songwriting viene utilizzato e si riferisce alla scrittura di una canzone e spesso le richieste che ho da parte dei miei studenti sono proprio: come si scrive una canzone? Allora, la scrittura di una canzone non è semplicemente l'applicare alcune regoline armoniche che si studiano o a scuola o al conservatorio, ma consiste proprio, e quello che ci tengo poi a trasmettere ai miei allievi, a capire perché quel determinato accordo, perché quel determinato ritmo, quel suono vanno a generare quella sensazione. Una volta che tu avrai la padronanza dei suoni e di cosa significano a livello emotivo e psicologico, sarai in grado di scrivere qualsiasi cosa con precisione ed emozionare te stesso e gli altri fondamentalmente.